piazze già da questo weekend per chiedere ai cittadini se la guida della regione debba andare alla Lega. Il Carroccio sfida Fratelli d'Italia con la corsa solitaria sempre dietro l'angolo, l'annuncio di Alberto Stefani a Ring. Inchiesta Paludi, accordo tra difesa di Renato Boraso e la procura per un patteggiamento a 3 anni e 10 mesi e la confisca di 400.000 euro. La decisione ora spetta al GIP, accordo anche per altri 3 dei 32 indagati. Arrestato il 71enne pregiudicato trevigiano Radames Maior, sarebbe uno degli autori del violento assalto in casa del febbraio 2024 a Cavallino Treporti, nel quale il 33enne Alberto Biondo fu ferito. Tentano un maxi colpo in gioielleria al Dalbignasico, quasi sfondando un muro a picconate, ma l'allarme scatta li fa scappare. Banda del buco in fuga. Macabro ritrovamento a Cogoglio del Cengi. In mattinata inizialmente si pensa al caso dell'ereditiera scomparsa, ma le analisi parlano di resti animali. Pacco sospetto alle poste, momenti di paura a Monte Grotto Terme artificiali in azione, stabile evacuato ma era un falso allarme, l'oggetto dimenticato per errore. Si è concluso il viaggio di Edoardo Alberti e Sebastiano Busolini, 2 reporter che il gruppo Media Nord-Est ha seguito lungo 14 stati in Africa per documentare l'inquinamento da plastica nel continente. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito con le notizie, la politica in primo piano, lo avete sentito, la Lega non molla di 1 centimetro sulle regionali, non abbandona nemmeno l'ipotesi della corsa in solitaria. A Ring il segretario regionale Stefani lancia un'iniziativa in tutte le piazze. Sentiamo. Dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà della gran parte dei cittadini veneti. L'operazione Veneto alla Lega parte ufficialmente, parte subito. Chi pensava, pochi in realtà, che la tattica attendista di Fratelli d'Italia, non rispondere alle provocazioni del Carroccio, potesse spegnere gli ardori degli alleati, si sbagliava. Alberto Stefani vuole portare al tavolo della trattativa a Roma fogli su fogli di carte con le firme di quanti più veneti possibile che chiedano il candidato presidente alla Lega. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico, ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Messaggio chiaro, l'ipotesi corsa solitaria è sempre lì, dietro l'angolo, tanto forte che la Lega lo ha messo in campo prima ancora di ottenere l'avallo di Via Bellerio. È un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini, posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. La prima opzione rimane Zaia, se dovesse tramontare definitivamente resta comunque l'idea di un nome, del Carroccio, dal quale la segreteria non ha alcuna intenzione di allontanarsi. Lista Zaia in campo in ogni caso, spiega Stefani, che si vada uniti oppure no, opzione quest'ultima che non spaventa più. Più volte anche alle elezioni comunali dello scorso anno abbiamo scelto di andare da soli, lo abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Un Carroccio che si fa forte del KO del referendum abrogativo sull'autonomia, sottolineando fin da subito che c'era solo il Veneto a traino leghista e non il governo marchiato Meloni a difendere la legge Calderoli alla consulta. Il capogruppo Villanova cita l'esito del quesito lanciato dalla nostra emittente. Un sondaggio di Ring di Antena 3 di ieri sera ha certificato quello che per tutti noi era una cosa chiarissima. I veneti avrebbero vissuto un referendum contro l'autonomia come una profonda ingiustizia. Non è un caso che la stessa percentuale che ha votato a favore dell'autonomia nel 2017 si sia espressa ieri sera proprio per dichiararlo. Uno Stefani pronto a raccogliere le firme dunque, che già pensa al dopo elezioni, sottolineando, e questo è un messaggio chiaro all'interno del partito, come l'eventuale squadra di governo non dovrà affossarsi necessariamente sul passato. Credo che sia un partito serio debba esprimere più nomi anche per la squadra che andrà a guidare quella regione. Noi abbiamo bisogno di top players per guidare una regione. E clima torbido anche a Treviso, dove le tensioni tra alleati del centrodestra esplodono sul tema della sicurezza. Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale
cerca di destabilizzare. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Di rientro da Vilnius, Mario Conte non poteva essere più chiaro. Qualcuno sta tentando di avvelenare i pozzi a Kasugana con il tema della sicurezza che fa da detonatore, e non potrebbe essere altrimenti dopo la nota del ministro alla giustizia Carlo Nordio, che incontrando i vertici di Fratelli d'Italia, cittadini e provinciali, ha parlato di una Treviso poco sicura, dove la gente ha paura di passeggiare in centro. Apriti cielo, dopo la diplomazia delle prime ore, Conte passa all'attacco. Oggi, oltre ai proclami, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori, portando concretamente delle soluzioni. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena, e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Ma lo sfogo non finisce qui. Lo stesso primo cittadino accelera l'incontro con un altro ministro, quello dell'interno. La differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Nel dibattito innescato da Nordio entra a gamba tesa in mattinata lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, c'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca, e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi, e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città. Quando Gentilini era sindaco. Insomma, altri tempi, ribatte Conte, ben sapendo che quelli attuali sono segnati da elezioni regionali, e dopo Zaia, famelici, impreparati, perdenti, la descrizione dei meloniani attribuita allo stesso Conte dal quotidiano Il Foglio, giudicata quantomeno offensiva in studio a Ring da Claudio Borgia, presidente trevigiano di Fratelli d'Italia. Evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita, e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto. Non è mia intenzione alimentare nessuna polemica politica con gli alleati. Noi attendavamo una smentita pubblica da parte del sindaco Mario Conte. Prendiamo atto che sono arrivate oggi, e adesso, visto che tutti siamo amministratori locali, possiamo tornare ad occuparci dei problemi reali dei cittadini. Nella polemica politica si innesta anche l'intervento del segretario veneto e europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che torna sulla vicenda del Citrobacter all'ospedale veronese di Borgo Trento. All'indomani della scelta della Procura di Verona di non ricorrere in appello dopo il proscioglimento dei 7 indagati tra medici e dirigenti ospedalieri, Tosi, che fin dal primo momento ha chiesto di rispettare la professionalità degli indagati, afferma: siamo però passati, dice, da un estremo all'altro, dal dileggio a bravi professionisti ospedalieri all'ingiustizia verso i genitori che hanno vissuto una tragedia immane e che non hanno nemmeno una verità giudiziaria a cui aggrapparsi, perché dei bambini sono morti, altri hanno subito invalidità permanenti. Quindi qualcosa deve essere accaduto e delle responsabilità ci devono essere. Ricordo che anche la Regione, cavalcando il vento di allora, fece capire che bisognava punire quei medici e quei dirigenti. Per l'europarlamentare azzurro delle responsabilità dunque ci devono essere. Ha delle responsabilità, dice ancora, l'allora azienda ospedaliera di Verona, come ha delle responsabilità indirette la Regione Veneto. Che qualcosa non abbia funzionato è evidente. A Venezia adesso, per l'inchiesta Palude, l'ex assessore Boraso va verso il patteggiamento. 3 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di 400.000 euro. È la condanna a cui potrebbe andare incontro Renato Boraso se andasse in porto l'accordo di patteggiamento della pena con i pubblici ministeri che l'ex assessore comunale ha raggiunto assieme ad altri 3 dei 32 indagati della cosiddetta inchiesta Palude. Già fissata per il 27 marzo, la prima udienza del processo in giudizio immediato appare quindi destinata a saltare. La valutazione delle carte e la congruità dell'accordo di patteggiamento è al vaglio del giudice per le indagini preliminari, la cui decisione è attesa in tempi relativamente veloci.
Per Boraso non si tratterà comunque dell'ultimo capitolo di questa vicenda giudiziaria. Superati i capi di imputazione che lo hanno portato in carcere, dovrà andare ad eventuale processo per quelli in continuazione. Assieme a Boraso hanno patteggiato anche gli imprenditori Daniele Brichese, 3 anni e 10 mesi con 7.000 euro di confisca, Francesco Gislon, 2 anni e 6 mesi e una confisca da 400.000 euro e Fabrizio Ormenese, 2 anni e 9 mesi. In attesa della chiusura delle indagini resta aperta la vicenda che riguarda oltre a Boraso altri indagati, tra cui i filoni d'inchiesta sulla vendita di Palazzo Papadopoli e la trattativa mai chiusa per l'area dei Pili, dove tra gli indagati figurano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il capo e vice capo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, l'immobiliarista di Singapore Kiat Kwong Ching. È stato arrestato quello che veniva chiamato il boss dei giostrai dai carabinieri di San Donà di Piave per il suo coinvolgimento nell'assalto armato a Cavallino Treporti nella casa della famiglia Biondo lo scorso febbraio. Sappiamo già tutto, siamo a posto, grazie, arrivederci. La famiglia Biondo preferisce non rilasciare commenti. Un anno dopo quell'incubo non è ancora del tutto passato, ma un tassello fondamentale è stato aggiunto con l'arresto di Radames Major, il 71enne trevigiano soprannominato il boss dei giostrai, è stato bloccato dai carabinieri di San Donà di Piave. Per gli inquirenti è uno degli autori dell'assalto armato avvenuto nel febbraio 2024 a Caballarin, nel comune di Cavallino Treporti. Se entrai in casa da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Così il giorno dopo raccontava il terrore di quei momenti Piero, il nonno di Alberto Biondo, il 33enne che nel tentativo di proteggere il padre, picchiato selvaggiamente dai banditi, rimase gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui col calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue. E dicevo a mio figlio Alberto dammi una mano e in quel momento lui mi ha detto no, non ce la faccio, mi hanno sparato. Pochi giorni dopo la rapina un 56enne sempre del trevigiano ritenuto l'autista del comando era stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici. Le indagini condotte dai carabinieri di Venezia sono comunque proseguite per quasi un anno, portando all'identificazione e all'arresto di Radames Major grazie alle testimonianze, ai filmati di sorveglianza e alle analisi di tracce biologiche. Lunedì scorso Major è stato interrogato dal GIP di Venezia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 71enne, noto come l'egiziano, vanta un curriculum criminale di spessore. Ha scontato oltre 20 anni di prigione ed è il padre di quel Manuel Major, giovane giostraio ucciso dal vigilante Massimo Zen mentre stava fuggendo dopo aver compiuto furti a dei bancomat. A Caballarin la notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo. Vediamo cosa succede, insomma. Che viene fuori anche quest'altri, vengono in 3. Banda del Buco in azione ad Albignasego, ancora in fuga e caccia alla banda. Tentato furto nella notte in una gioielleria di Galleria Roma ad Albignasego, alle porte di Padova. Come in un celebre film di Monicelli, i banditi hanno cercato di entrare picconando il muro del negozio vicino alla gioielleria. I rapinatori infatti hanno forzato la porta d'ingresso del negozio a fianco. Entrati hanno iniziato a demolire il muro che divide le due attività commerciali. Troppo lentamente però, perché è scattato l'allarme che ha messo in fuga i rapinatori, che sono riusciti però a portare via anche gli attrezzi usati per tentare il colpo. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri di Abano Terme e di Albignasego. Subito sono stati organizzati posti di blocco sul territorio, ma al momento i predoni sono riusciti a scappare. Gli inquirenti stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'identità dei banditi. Sono ancora in corso le indagini in laboratorio sulle ossa ritrovate sul greto del fiume Astico tra Cogollo del Cengio e Piovene Rocchetti. I resti biologici sono stati segnalati ai carabinieri martedì sera in prossimità del Ponte Pilo, ma solo questa mattina sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia per prelevarli.
Il dubbio iniziale è che potessero trattarsi di ossa umane e forte sospetto di un legame con la scomparsa di Ana Maria Henao, la quarantenne colombiana di cui non si hanno notizie da circa un anno. Il marito accusato dell'omicidio della donna si sospetta abbia occultato il cadavere proprio tra i boschi di Cogollo. In attesa di un comunicato ufficiale, le indiscrezioni propendono invece per il ritrovamento delle ossa di un grosso animale morto nei mesi scorsi e trascinato a valle dalla corrente. Allarme bomba nel primo pomeriggio all'ufficio postale di Via Scavia, a Montegrotto Terme. Sono intervenuti gli artificieri dopo la segnalazione dei dipendenti dell'ufficio che avevano notato un pacco abbandonato. Le poste sono state pertanto evacuate per sicurezza. Gli artificieri dei carabinieri hanno analizzato il pacco scoprendo che all'interno c'erano dei pezzi di un tavolino di arredamento. Lo scatolone era stato erroneamente dimenticato da un giovane che quella mattina era andato alle poste per chiedere informazioni per il reso di un pacco, ma saputa la spesa non aveva effettuato l'operazione e dopo aver fatto altri pagamenti era uscito scordandosi dello scatolone. Una volta ricostruita la storia, l'allarme è ovviamente rientrato. E dal 1 febbraio 2025 scatterà in tutto il Veneto l'esenzione del pagamento del ticket per le donne vittime di violenza. Lo ha disposto la Giunta regionale. Parliamo di tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e quelle di specialistiche ambulatorie connesse alla violenza subita. Con questa decisione di civiltà, sottolinea la Regione, siamo vicini alle persone che subiscono violenza. Infatti l'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alla dimissione del pronto soccorso. Le donne colpite da questi terribili traumi hanno anche necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni e questo è un modo per creare fiducia e dare aiuto. E ora concludiamo il telegiornale con una bellissima notizia. Si è concluso, è finito il viaggio in Africa di Edoardo e Sebastiano per documentare l'inquinamento da plastica nel continente. Quando sono partiti a metà settembre, tutti si sono fatti la stessa domanda: ce la faranno? A distanza di 4 mesi, la risposta ce la danno direttamente Edoardo e Sebastiano. Siamo arrivati al punto più a sud dell'Africa e sì, ce l'abbiamo fatta, le moto ce l'hanno fatta e siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio. Missione compiuta, la sfida di Africa Plastic Road è vinta e i vincitori sono loro, Edoardo Alberti e Sebastiano Busolin, i 2 reporter che il gruppo Media Nord-Est ha seguito chilometro dopo chilometro lungo il viaggio in 14 stati e quasi 30.000 chilometri in moto per documentare la situazione legata all'inquinamento da plastica nel continente nero. È la fine del viaggio, ma non è la fine del progetto. Africa Plastic Road continuerà e cercheremo di portarlo avanti anche se a distanza. È una sensazione un po' strana arrivare qui in fondo, almeno per me. Io ho sempre pensato che la fine era lontana e in realtà mi sono reso conto qualche giorno fa che la fine stava arrivando. Un reportage che ha fatto luce su tanti aspetti tenuti colpevolmente al buio, dalla profonda piaga umana e ambientale della discarica a cielo aperto di Mombasa in Senegal, dove intere popolazioni vivono da anni in mezzo ai rifiuti, fino ai giganteschi falò di spazzatura e plastica lungo le coste dell'Angola e della Namibia. Immagini, storie e testimonianze che sono destinate a cambiare la nostra consapevolezza e a smuovere le coscienze. È finito il viaggio, ma non è finita l'avventura, bisogna ancora spedire indietro le moto. Beh, una soluzione in Africa si trova sempre. Quindi... Esatto, come abbiamo imparato, una soluzione si trova sempre, in un modo o nell'altro. E loro, Edo e Seba, l'hanno sempre trovata. Si chiude così questa edizione dei telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla vi ricordo le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.